Il Tribunale del riesame si pronuncerà il prossimo 18 settembre sul ricorso presentato da Giorgio Fidenato contro la decisione della Procura della Repubblica di Udine di radere al suolo i suoi poderi di Coloredo di Monte Albano, coltivati a mais OGM, procedura eseguita lo scorso 19 luglio. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fidenato, che ha detto di essere sconcertato per la lentezza della giustizia. Il comune di Forniavoltri, piccolo centro della Carnia di 600 abitanti, rischia il rosso in bilancio per l'accoglienza data a profughi immigrati minorenni da aprile. L'amministrazione comunale ha chiesto dunque l'intervento delle autorità locali e anche del ministro dell'Interno Angelino Alfano per evitare il default. Il problema è sorto quando, raccogliendo dati per le pratiche di richiesta di asilo dei profughi ospitati a più riprese, si scopre che 4 prima e un altro dopo sono minorenni. Un vile gesto portato a termine da un ignorante al Quadrato a Gorizia. Una frase ingiuriosa con minacce di morte di stampo antisemitico è stata scritta sul muro di recinzione della sinagoga del capoluogo esontino. La frase potrebbe essere stata scritta nella notte tra lunedì e martedì. Indagini sono state avviate dalla Digos per risalire agli autori. La scritta, espressa in un inglese sgrammaticato, è stata cancellata dagli addetti del comune. Da anni non accadeva a Gorizia un evento del genere. Padre Graziano Zanin, missionario friulano partito da Talmassons per l'Argentina. Fa il missionario e in Argentina conosce, collabora, lavora assieme ad un monsignore, poi cardinale, poi addirittura Papa Francesco. Allora, padre, ci ricorda e ci dice il primo incontro con Papa Francesco quando era Monsignor Bergoglio ancora, com'è stato? Ma il primo incontro non è stato quando era Monsignore, il primo incontro è stato quando eravamo ancora studenti. Ancora? Sì, perché io sono andato in Argentina nell'anno 1959, mandato dall'obbedienza dei frati. Noi frati obbediamo anche ai nostri superiori. Avete studiato insieme? Abbiamo studiato insieme a Buenos Aires, cioè nella periferia di Buenos Aires, nel Collegio Massimo dei Gesuiti. Noi eravamo andati per studiare la teologia lì a Buenos Aires, cioè avevamo fatto la filosofia qui in Italia e poi ci hanno mandati in Argentina per studiare la teologia. E lì ho conosciuto Bergoglio, ecco, forse abbiamo giocato a pallone assieme, non mi ricordo. La passione per il calcio c'è per tutti e due. Lei tifa udinese, padre Zanin, vero? O no? Non mi deluda. Udinese, sì. Ecco, era quasi obbligato a rispondere di sì. Padre Zanin, Papa Bergoglio, prima di diventare Papa, sì, qual è stata, secondo lei, la caratteristica più forte, la dote, il valore che ha espresso in maniera più forte, per poi fargli fare una carriera, anche se a lui non piace questa parola, addirittura eccezionale, fino a diventare Papa? Qual è la sua caratteristica più forte? Ma io credo che la caratteristica più forte di lui è quella semplicità che ha. Io l'ho visto dopo molti anni, l'avevo un po' perso di vista, no? Ma dopo molti anni l'ho visto di nuovo quando lui era vescovo ausiliare di una delle zone di Buenos Aires che si chiama San José de Flores. E allora noi avevamo una parrocchia in questa zona e lui veniva per le cresime o anche quando si facevano le riunioni di sacerdoti della zona. E cosa la colpiva di lui? Ma la semplicità che aveva e poi anche la preparazione. Evidentemente lui è un uomo molto preparato, ha studiato anche in Germania, ha studiato in Svizzera, insomma è anche la preparazione, ma soprattutto quella semplicità così che aveva lui. Padre Zanin, l'ultima domanda. Cosa possiamo ancora aspettarci da Papa Francesco nel suo pontificato? Una cosa sola, la cosa che lei prevede avverrà. Ma non so prevedere il futuro, ma
Ad ogni modo, penso che continuerà nella stessa linea che lui ha cominciato, perché è la linea che lui aveva a Buenos Aires. Lui non ha cambiato la sua personalità perché è diventato Papa. Lui continua a fare quello che faceva a Buenos Aires. Andava a Buenos Aires, non andava in macchina, andava in corriera o andava nella metro o se no andava a piedi quando i posti erano vicini. Quindi una chiesa sempre più vicina agli ultimi. Una chiesa vicino, andava quello che chiamiamo noi lì a Buenos Aires la Villa Miseria. La Villa Miseria sono queste, le favelas brasiliane, no? Che sono Esatto. son più conosciute, ma lui andava nella Villa Miseria quando lo chiamavano i sacerdoti che lui aveva mandato in queste zone povere, in queste zone diciamo, di rifugio di tanta gente povera. Padre Zani, lei adesso ritorna in Argentina con la sua missione, cosa possiamo dirle? Tanti auguri e che vada tutto bene, in bocca al lupo. Grazie, sì, ma non sono più a Buenos Aires. Adesso Sono dov'è? a 2000 chilometri da Buenos Aires. A 2000 chilometri. Nella Patagonia argentina, la zona diciamo più al sud dell'Argentina. In bocca al lupo per la Patagonia. Molte grazie. La soprintendenza boccia entrambe le pensiline del parcheggio di Piazza Primo Maggio e lei continua a dire che quest'opera non si doveva fare perché? Noi l'avevamo già detto ancora l'anno scorso. Io credo che questo parcheggio magari forse andava fatto negli anni 90, ma non certamente adesso, perché ce ne sono stati fatti altri che sono tutti chiusi. In questo momento difficile per tutti, per l'economia italiana, che io non vedo comunque che ci sia alcuna ripresa, difatti oggi lo dicono, lo spread si sta alzando, la borsa sta perdendo, quindi io dico che questo parcheggio non si doveva fare. Ora la sovrintendenza ce l'ha detto in commissione il presidente di Sosta Mobilità che appunto la sovrintendenza ha bocciato le pensiline sia in entrata che in uscita e quindi sarà un bel problema, ma soprattutto per chi deve uscire poi che non, col ghiaccio, col freddo, non so come faranno. Sosta e Mobilità ricorrerà al TAR? Sì, Sosta Mobilità, da quanto ci dice il Presidente, ricorre al TAR, ma poi c'è anche un altro problema, c'è il problema della viabilità. Il Sindaco continua a dire che non c'è alcun problema, che loro risolveranno, ma io non vorrei che il parcheggio fosse finito e ci troviamo con due grossi problemi, senza pensiline per l'uscita, ripeto, e la viabilità. C'è un'alternativa a queste pensiline in vetro? No, non credo, non possiamo sempre sperare che gli inverni siano miti, serve la pensilina perché le macchine che escono non devono trovare degli ostacoli tipo ghiaccio che è pericolo insomma. Le ragioni della bocciatura? Loro avevano fatto una proposta alla sovrintendenza abbassando le altezze ma le ha bocciate ugualmente, è un bel problema. Ecco. Continua questa contrapposizione tra decisioni dell'amministrazione e decisioni della soprintendenza? La sovrintendenza ha fatto il suo, ha anche aiutato l'amministrazione perché non dimentichiamoci che l'anno scorso è stato fatto questo accordo che io non ne avevo mai visti con la Sosta Mobilità e con il sindaco e sono partiti con i lavori, però adesso vedo che la sovrintendenza sta bocciando parecchie cose. Allora, perché nasce questa iniziativa? Beh, visto il momento di crisi che purtroppo sta attanagliando specialmente il Friuli oltre che tutta l'Italia e se aspettiamo che qualcuno ci dia una mano stiamo freschi, di conseguenza siamo messi noi cittadini a cercare di limitare i danni e aiutare le famiglie in difficoltà. Ecco, voi aiutate le famiglie perché appunto anche il Friuli purtroppo, lo dobbiamo sottolineare, è entrato in questa crisi e si fa difficoltà a uscire, no? Esattamente, e lo stiamo cercando sia tramite lavoro sia per questioni abitative di dare una mano al nostro piccolo, a tutte le famiglie in difficoltà, cercando occupazione per chi non ne trova attualmente e cercando soluzioni abitative per chi in questo momento ha molti problemi o a pagare l'affitto o a pagare il mutuo. Ecco, lei insieme a Piero sta portando avanti da parecchio tempo, no, il progetto? Il progetto parte da lontano, adesso siamo operativi da poco perché abbiamo voluto studiare tutto il sistema per bene senza tralasciare ogni minimo dettaglio e adesso siamo operativi, già adesso in settimana abbiamo alcuni appuntamenti con alcune persone
per vedere di trovare del lavoro per i vari disoccupati che sono qui in Friuli. Ecco, una domanda classica. Quali domande vi vengono fatte in questo periodo? Sembra già scontata, no, la risposta. Ma la gente, più che altro, quello che ci preoccupa di più è che sta iniziando a perdere la dignità e la voglia di lottare. Perciò noi vorremmo ridare appunto dignità alle persone, che è una cosa basilare nella vita di tutti noi, puntando su 3 cose: lavoro, casa e famiglia. Infatti l'associazione si chiama appunto Lavoro e Dignità. Senta, quanti associati per adesso? Anche se è appena partita, insomma. Però quanta gente, insomma, vi sta già contattando per... Allora, attualmente come gruppo che ha formato l'associazione siamo in 5, come richieste ce ne sono tante e stiamo valutando bene le persone, perché non vogliamo che magari tra le persone sia anche chi ne approfitta della situazione, perciò stiamo vagliando benissimo chi sono, chi non sono e vedere realmente chi ha bisogno, anche se confidiamo comunque nella buona fede delle persone che vengono e che ci contattano. Ecco, Piero, come fa invece il vicepresidente, nonché segretario regionale del SI, Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro? Come abbiamo già sottolineato nel corso di questo servizio, c'è tanta richiesta, purtroppo. Sì, tanta richiesta e soprattutto abbiamo fatto questa iniziativa perché anche noi come sindacato abbiamo moltissima gente veramente a livello di disperazione, perché non sanno come portare a casa il pane quotidiano. Allora noi come sindacato ci siamo impegnati a dare una mano e unirsi a questa associazione per creare appunto questi posti di lavoro, per dare un aiuto concreto alle famiglie, cercando anche magari di trovarle un'abitazione o vedere il modo per cercare di aiutarle. Ecco, se uno vuole contattarvi per venire a esporre i suoi problemi, come deve fare? Si deve rivolgere sempre presso i nostri uffici che abbiamo in via Gemona 9, presso il SICEL, dove c'è anche la sede di questa associazione. Ma la cosa importante secondo voi, adesso facciamo finta di non essere inquadrati, si uscirà da questa crisi? La speranza è l'ultima a morire. Se aspettiamo che qualcuno all'alto ci aiuti, stiamo freschi. Sì. Però, come si dice, se il popolo si unisce, in teoria esattamente, uniti si può, o almeno si cerca di limitare i danni. Aldevis Tibaldi, cosa emerge per quanto riguarda elettrodotto e TAV? Guarda, il problema si sta aggravando continuamente, nel senso che la TAV è stata messa in stand-by, ovvero non nelle priorità perché non ci sono i quattrini, ma soprattutto per renderla ineluttabile nel momento in cui sarà finita la tratta fino a Mestre, dopodiché potranno pretendere di proseguire per Trieste, costi quel che costi. Invece per l'elettrodotto della Carnia la situazione è assolutamente paradossale, ovvero il Ministero, come si fa sempre nelle repubbliche delle banane, ha emesso il proprio parere alla vigilia delle ferie, cioè nel momento in cui ogni amministrazione, ogni cittadino è lì per andare a fare le ferie, e quando quindi nessuno gli interessa ad minchiam, dicevano i latini. E quando nessuno è in grado di reagire, e siccome scattano dei tempi automatici per la reazione entro i quali puoi fare ricorso al TAR, è chiaro che poi a fare ricorso al TAR non ci sarà nessuno. Ma di più qui c'è l'aggravante del fatto che la Serracchiani ha, mentre ha incontrato ricordiamo subito... che lei è un grande stimatore del Presidente della Regione. Ma ognuno ha delle responsabilità in funzione del suo grado. Ma si dice che poi perda il treno per Roma, è meglio perderlo prima, no? Ho capito, però qui si tratta di non perdere amici importanti, non i cittadini. I cittadini hanno già votato, quindi non contano niente perché il voto è stato svuotato, e adesso si tratta di accarezzare, come dicono in Sicilia, i potenti, ovvero a pretendere di appoggiare una linea, quella del Somplago-Würmlach, che gronda da tutte le parti di non senso, ovvero il fatto che è una linea che non serve,
che non produce nulla se non danno ambientale, che non ci sta in termini di possibilità di uso della linea stessa, perché ci sono già 2 linee che concorrono, una con 160 megawatt da Tarvisio e una con 140 megawatt, quindi introdurne altre 320 non si può, non c'è l'uscita, non c'è la possibilità. Per concludere, voi cosa fate? Ma per concludere, cosa succede? Che la Serracchiani ha posposto l'incontro coi sindaci a settembre, comincerà a settembre, ma a settembre scade il termine per poter fare il ricorso al TAR, e questo nelle Repubbliche delle Banane è un giochino ricorrente. Lo sai che adesso diventerà la Repubblica di Tavecchio? Che lui con le banane, vedo, è molto pratico. Certo, ma qui stiamo ragionando, voglio dire, del nostro futuro e non del futuro della Baviera, ecco. Quindi ci vuole buonsenso, ci vuole saggezza e ci vuole soprattutto rispetto per ciò che rimane di questo territorio, che altrimenti è proprio da buttare. E attenzione, senta, diciamo fuori dai denti, mancano le palle, questo è il discorso. Ma diciamo che anche quello, e poi manca la competenza, e poi manca, se mi permette, un'opposizione politica che faccia pesare ogni giorno ciò che viene fatto male in questa regione. Il nostro gruppo mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione, un'occasione da non perdere. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. Previsioni del tempo per venerdì 8 agosto. Sulla costa prevalenza di sereno con venti di brezza, in pianura cielo poco nuvoloso, sui monti cielo poco nuvoloso al mattino, variabile nel pomeriggio quando non si può escludere qualche isolato rovescio. L'informazione per oggi su Canal Furlan termina qui. Come sempre, grazie per l'ascolto, alla prossima.